Ben ritrovati amici sportivi, gli approfondimenti targati Wii Sport SD sul campionato di giovanissimi provinciali messinesi ci porta al campo di Santa Margherita in Messina per raccontarvi della sfida tra lo Sporting Barcellona, terza forza del campionato a quota 25 punti, che ospita il Messina Social School di Mister Grio, che insegue a quota 17, arbitra l'incontro il signor Savastano della sezione di Milazzo. Con l'avvio delle nostre grafiche andiamo a scoprire gli 11 scelti rispettivamente da Mister Costantino per lo Sporting Barcellona e da Mister Grio. Rettifichiamo poiché lo Sporting Barcellona si è presentato con una defezione in campo, quindi si comincerà 10 contro 11. Possiamo partire col film della partita, la prima occasione è per i ragazzi con il casacco arancio, con questo corner sul quale svetta di testa Centorino ma non riesce a trovare defezione vincente. Dall'altro lato invece Galletta la trova e come, sempre sugli sviluppi di un corner, ci mette il mancino e porta in vantaggio i ragazzi di Mister Grio. Rivediamo come risolve questa mischia in maniera anche un po' fortunosa. L'importante è che abbia portato avanti i suoi compagni. Lo Sporting Barcellona ci proverà sempre sugli sviluppi di un calcio d'angolo con il proprio numero 3 Paladino, che mette dentro su questo pallone. Ancora una volta è Centorino a svettare, non trovando la deviazione vincente, poi ha provato a correggere la mira il Grisostamo. Qui invece dall'altro lato è Uiera a cercare il jolly dalla distanza, ma termina alto il suo tentativo sulla porta difesa da Pronesti. Ci proverà anche Fasciana, ma è debole il suo tentativo col destro. La risposta dello Sporting Barcellona è in questo tentativo del proprio numero 9 di Stefano, facile preda del numero 1 Micali. Ci proverà l'altro Fasciana nel finale. Manuel prima del tiro di Grisostamo, ancora una volta dalla distanza, e in chiusura di prima frazione di gioco ci prova con questo gran tiro dalla distanza il numero 10, che fin qui l'uomo che sta decidendo la gara, Galletta. Si chiude la prima frazione di gioco con questo mancino largo di Manuel Fasciana. Squadre che potranno andare a riposo sullo 0-1 per gli ospiti del Messina Social School grazie alla marcatura di Galletta. Si riprenderà nella ripresa con un cambio, esce Viola, entra al suo posto Frigione. Seguirà di lì a breve un altro cambio per Mister Grio con Saitta che prende il posto di La Fauci. Qui intanto un'occasione dello Sporting Barcellona che prova a impensierire Micali. È alto il tentativo della formazione di Mister Costantino, che abbandona il campo. Fasciana intanto al suo posto. Entra Barbagallo. C'è questa occasione intanto dall'altro lato per Uiera. Altro cambio è Deodato a entrare per Mondello al 16° del secondo tempo. Qui però Messina Social School ancora in avanti, ancora col destro di Galletta. Debole il suo tentativo. Ulteriore cambio, questa volta è Mondo a lasciare il campo a Farina al 24° minuto del secondo tempo. E a Uiera a lasciare il cambio a Liotta, poi costretto a rettificare Mister Grio. Abbandona il campo Frigione per infortunio. Posto come già detto Liotta. Qui però una grande occasione lo Sporting Barcellona, è bravo in uscita l'estremo difensore Micali. Tra le proteste dei padroni di casa il nostro replay però sembra aver preso il pallone. Cambio anche in porta proprio con Micali che lascia il posto al compagno di squadra. Nel finale ci proverà Galletta con questa punizione al 35°. Largo il suo tentativo sul ribaltamento di fronte, forse l'ultima occasione per il Messina Social School, con questo tiro dalla distanza che non impensierisce più di tanto il neoentrato. Qui ci prova ancora alla distanza a pescare il jolly, i giocatori in casacca arancio, ma si chiuderà la partita con questo tentativo dalla distanza di Uiera, prima del triplice fischio finale e del tripudio di gioia dei ragazzi di Mister Grio, che hanno sbancato il campo di una delle squadre che ha disputato il girone in maniera egregia. Ma oggi la scena è tutta per questi ragazzi e vi lasciamo con la loro esultanza. Da Claudio Costanzo per la Wii Sport è tutto, restate connessi e sfondate il tasto mi piace.